La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora alza il sipario sulla stagione 2018-2019. La sala consiliare del comune di Sora ha ospitato la presentazione delle nuove divise del sodalizio Volsco in vista dell'avvio del campionato di Superlega. Il sindaco di Sora, Roberto De Donatis, ha fatto gli onori di casa con parole di elogio per la realtà bianconera. Grande orgoglio, ormai siamo abituati ai successi sportivi di questa gloriosa società che rappresenta un intero territorio oltre la città di Sora, ormai è il faro dello sport della provincia di Frosinone, quindi siamo orgogliosi oggi di ospitare qui nella sala consiliare la presentazione delle maglie ufficiali e soprattutto siamo certi che la squadra si sia anche rafforzata, la seguiamo con passione e siamo fiduciosi che ci darà grandi soddisfazioni anche quest'anno. Quello che si appresta ad iniziare sarà il 10° anno in Serie A per l'Argos Volley. Le gare interne si disputeranno nella cornice del Palacoccia di Veroli. Certamente è una location veramente importante, tra le più belle d'Italia, e noi avremo l'onore di inaugurarla ufficialmente con una gara importante contro Trento. Speriamo di avere una quantità di spettatori adatti a ricevere campioni come Giannelli e come Trento tutta. Siamo convinti di poter far bene anche in questo caso e in bocca al lupo a tutti. Sale dunque l'attesa per l'esordio ufficiale di Raffaele e compagni. La dirigenza ha lavorato intensamente sul mercato per comporre una rosa competitiva ed affidabile. Da questa squadra ci aspettiamo tanto, abbiamo fatto un roster al meglio delle possibilità, quello che desiderava lo staff, desiderava la proprietà, abbiamo fatto una pre-season importantissima, siamo riusciti a farla sia qualitativamente che quantitativamente di un certo spessore, abbiamo fatto ben 8-9 amichevoli, qualitativamente molto importanti, un bellissimo memorial e adesso è ora di iniziare a fare qualcosa di importante. Il coach della Globo, Mario Barbiero, riflette sulla condizione della sua squadra al termine dell'intenso periodo di pre-season. Cominciamo a fare sul serio, ma veramente sul serio, perché andiamo a Modena in un campo storico importante, fresco di Supercoppa vinta, per cui per noi sarà un momento di crescita importante, anche perché avremo un modello di quello che può essere il valore del campionato di quest'anno, quindi la squadra siamo pronti, lo spirito è giusto, quindi credo che sono sicuro che andremo lì a fare una buona partita. Le sensazioni sono diverse, nel senso che abbiamo avuto momenti molto buoni e momenti meno buoni, quindi abbiamo potuto vedere cosa potremmo fare, quali sono i margini di crescita di questa squadra e quali sono i nostri difetti da colmare e da curare durante il lavoro in palestra, quindi ci ha chiarito parecchi aspetti.